Yeah. Il Teolo Volli è nato come società lo scorso anno dall'unione di due realtà pallavolistiche, diciamo, che tradizionalmente sono presenti qua nel territorio di Teolo. Una faceva capo alla parrocchia, alla polisportiva, e si occupava fondamentalmente del settore giovanile, dal mini volley fino all'Under 18, mentre come CSR Teolo partecipava ai campionati di terza e prima divisione. Dopo diversi anni di tentativi di collaborare insieme, l'anno scorso si è arrivati a unire queste due realtà sotto l'unica società del Teolo Volley, che quindi da quest'anno è iscritta alla federazione dal mini volley fino alla prima divisione con 7 squadre. Già i risultati cominciano a vedersi, perché con la prima divisione stiamo lottando per poter fare i playoff. Noi è da 4 anni che abbiamo la prima divisione e solamente quest'anno siamo riusciti, insomma, anche con il recupero di qualche ragazzina giovane dell'Under 18, ci ha dato una mano per poter essere qua a cercare di disputare i playoff. Anche a Teolo ci si fonde per costruire, certamente divertirsi, ma soprattutto per dare stabilità e professionalizzare sempre di più l'offerta sportiva. La prima divisione, dopo 3 anni di lavoro, è arrivata al 4° posto ed insegue ora i playoff promozione. Un po' alla volta ci abbiamo lavorato, grazie anche ad ingressi esterni siamo riusciti a rinforzare la squadra. Adesso quest'anno abbiamo fatto un campionato di alta classifica, in realtà ci si aspettava qualcosa di più. Purtroppo abbiamo avuto delle defezioni per infortuni che esulano da quello che è l'attività prettamente pallavolistica, e ci siamo trovati a fare un campionato intero con 2 bande soltanto. L'età media nostra è bassa perché abbiamo, fa conto, 2-3 persone che hanno sui 18-19 anni. Poi c'è l'età mia, diciamo a metà, 25-27, e poi abbiamo qualche elemento, diciamo, più grande, tipo sui 30-32. Però anche se abbiamo età diverse, comunque siamo bene amalgamate e abbiamo un buono spirito, insomma. Siamo un po' di tutte le età, andiamo dalle più giovani a un po' più vecchie, e che comunque, nonostante la diversità di età, andiamo bene d'accordo. Era stata allestita per fare un buon campionato e arrivare tra i primi posti. Per il momento, come ripeto, siamo messi bene. E questo è il capitolo prima divisione. C'è però anche un settore giovanile al completo che, grazie alla creazione della nuova società, vede già il traguardo, che è la prima squadra. Bene o male c'è un turnover di 4 persone, 4 ragazze che comunque passano ad allenarsi da noi abitualmente, 2 al lunedì, 2 al mercoledì. Il settore giovanile nella polisportiva ha una tradizione dall'82 praticamente che è nata, e praticamente riusciamo a coprire tutte le fasce giovanili. Noi quest'anno abbiamo dal mini volley 2 gruppi di mini volley e tutte le categorie giovanili, dall'Under 12, 13, 14, 16 e 18. Si punta a far giocare le ragazze e farle partecipare, sia a livello di partecipazione della squadra, del gruppo e del gioco, mentre magari con le più grandi, dai 16 anni in su, stiamo cercando di puntare anche da un punto di vista agonistico, e con la prima e la terza divisione cominciamo ad avere anche già dei buoni risultati.